un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere mirabile. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Ringrazia Dio per averci accompagnato durante l'anno aperto di scorso. Preghiamo affinché possa accompagnarci durante questo nuovo anno. Preghiamo per le nostre diverse intenzioni, per le nostre famiglie e per i nostri amici. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso A Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo sei santo, tu solo l'Altissimo Re, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella verginità confonda di Maria hai donato agli uomini il bene della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei
abbiamo ricevuto l'autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: Così benedirete gli israeliti. Direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano e stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza per madre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Non crocifisso per noi sotto Ponto Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato, si secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e al Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato,
che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo in Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Confesso, sposo il battesimo per perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita eterna che verrà. Fratelli e sorelle, fiduciosi nell'intercessione materna e provvidente di Maria, Madre di Dio e Regina della pace, uniamo la nostra preghiera alla sua. Ascoltaci, o Signore, Ascoltaci, o Signore, perché la Chiesa di Cristo, alla luce del Vangelo, saprà riflettere sulle vicende di quest'anno, per rinnovare il suo impegno al servizio dell'uomo e del regno di Dio. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, Per le istituzioni politiche ed economiche, non soffichino il messaggio evangelico, ma facciano in modo che ogni persona si senta accolta e protagonista nella costruzione della società. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, Perché nel mondo si superino gli equilibri fra ricchi e poveri, le divisioni che provocano guerre, le ingiustizie che creano l'emarginazione dei più deboli. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, Perché tutti i fratelli che quest'anno ci hanno lasciato incontrino Dio Padre e ricevano la ricompensa delle loro fatiche. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, Perché i bambini, nati durante l'anno, segno dell'amore di Dio per il mondo, siano educati secondo i principi evangelici, ai più alti valori umani. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, Perché tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia, fortificati dal corpo e sangue di Cristo, cresciamo nell'amore e nel servizio reciproco. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, E ringraziamo il Signore per i doni concessi quest'anno alla nostra associazione. Preghiamo. ascoltaci, o Signore, O Dio, Signore del tempo della vita, concedici di scoprire con gioia e segni della tua provvidenza e donaci la forza di testimoniare e di diffondere il Vangelo del tuo Figlio, il Cristo benedetto che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Se m'accogli
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nella tua provvidenza dall'inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, concedi a noi nella solennità della divina maternità di Maria di guardare le primizie del tuo amore misericordioso per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è appesa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore della realtà invisibile, e noi uniti agli angeli e angeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cuori celesti, cantiamo con voce incessante inno della tua gloria.
Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatore ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che hai dall'Oriente all'Occidente. Offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti offriamo umilmente, santifica e consacrata con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai comandato in celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo speso, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazia con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della tua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri
e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore al tuo Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, le ordini episcopali, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Pater noster, Dies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostro quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittabus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati i invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
come è già avvenuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. O maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. I sacramenti ricevuti con gioia, o Signore, conducano alla vita eterna noi che ci gloriamo di riconoscere la Beata Sempre Vergine Maria, Madre del suo Figlio e Madre della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a San Michele. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli, te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. Spingi la testa per la benedizione di Dio. Dio sorgente e principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Amen. Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza, perseveranti e pazienti sino alla fine della carità. Amen. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti qui in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. Amen. E la benedizione di Dio Padre e il Figlio e lo Spirito Santo discendi su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ricordo gli Buon obbedienti. anno a tutti. Grazie.
Ricordo gli avvisi: dal lunedì al sabato 9:30 Santa Messa, a seguire il Santo Rosario. Venerdì ore 20:30 Messa e Guarigione, sabato a partire da ore 16 faremo le 1000 Ave Marie, 20 Santi Rosari, domenica faremo la Messa e Guarigione alle ore 16, poi il lunedì Epifania, a partire dalle 15:30 faremo la tombolata. Adesso facciamo una piccola catechesi per l'anno che abbiamo trascorso e quello che verrà, proprio 5 minuti. Vangelo Giovanni 1, 1-18. Il Verbo si fece carne. È il giorno da dedicare ad un approfondito resoconto o bilancio spirituale dell'anno trascorso. Un impegno che trova poca disponibilità per il timore di rivivere errori commessi e occasioni perdute di crescita spirituale. Molti rimpianti accompagnano quelli che scoprono di avere sbagliato, anche se ognuno ha il suo grado di pentimento. Non si può far passare un anno senza ricavarne molti insegnamenti. Recuperare il tempo perduto è possibile. Bisogna trovare la forza di guardarsi dentro e leggere soprattutto i dati negativi. Oggi è il giorno adatto per valutare l'anno trascorso e tirare le somme. Nessuno deve dimenticare che il tempo a disposizione è breve. La brevità del tempo è un richiamo pressante a sfruttarlo al massimo, con impegno secondo la volontà di Dio. Oggi dobbiamo chiederci nella preghiera umile se Dio è contento di come abbiamo vissuto l'anno appena trascorso, se ne abbiamo fatto buon uso. Forse è stato un anno di occasioni perdute, nel lavoro, nell'apostolato e nella vita familiare. Se troppe volte abbiamo abbandonato la croce, lamentandoci di fronte alle contrarietà e agli imprevisti. Ogni anno che passa è un richiamo a santificare la nostra vita quotidiana e anche un monito. Ci avverte che siamo un po' più vicini all'incontro definitivo con il Signore. Questo è davvero il giorno propizio per fare un bilancio dell'anno trascorso, insieme ad alcuni propositi seri per il nuovo anno. Questo è il momento opportuno per chiedere perdono a Gesù per ciò che abbiamo tralasciato di fare, per l'amore che è mancato. Questo è un ottimo momento per ringraziare il Signore di tutti i Suoi benefici che ci ha donato. Fermiamoci a riflettere sul cammino spirituale compiuto nell'anno trascorso. Siamo contenti? Abbiamo corrisposto bene? La nostra vita è un cammino pieno di tribolazioni e di consolazioni di Dio. Possediamo una vita nel tempo nella quale ora ci troviamo e un'altra oltre il tempo, nell'eternità, verso cui ci portano i nostri passi. Il nostro futuro dipende dalle nostre scelte e le scelte maturano secondo la spiritualità che si possiede. Oggi bisogna guardare al 2024 che si lascia. C'è molto da considerare, non perdiamo questo momento importante. Sono accaduti tanti avvenimenti ad ognuno, buoni e cattivi, che ci hanno giovato e che ci hanno danneggiato. Gli sbagli e i peccati commessi si devono rivedere recitando atti di contrizione, oltre la confessione, se necessaria. Bisogna considerarli per non ripeterli, valutarli come occasioni in cui ci si è allontanati da Dio per l'impulsività disordinata. Ora è il tempo di fare bene ogni cosa e di fare del bene a tutti. È il tempo di chiedere perdono per tante mancanze, di corrispondenza alla grazia, per le tante volte che Gesù si è messo al nostro fianco senza che noi facessimo nulla per vederlo, lasciandolo passare oltre. Dobbiamo ringraziare il Signore anche per l'infinita misericordia che ha avuto con noi, per i moltissimi benefici che ci ha regalato, molti dei quali ci restano sconosciuti. Molte grazie ci ha donato per l'intercessione di sua madre. È un dovere ringraziare sempre la Madonna. Insieme alla contrizione e al ringraziamento faremo il proposito di amare Dio nell'anno nuovo 2025 e di lottare per acquisire le virtù e sradicare i difetti, come se il prossimo anno fosse l'ultimo anno della nostra vita che Dio ci concede
per convertirci seriamente. Auguro a tutti di trascorrere un anno pieno di grazia, vissuto nella vera spiritualità e una grande vicinanza a Gesù e Maria. Buona preghiera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Bene, riflettiamo su quello che abbiamo fatto tutto l'anno e con l'anno nuovo cerchiamo di migliorarci. Buon anno a tutti, buonanotte, concludiamo con il canto, uniti in preghiera. Piangendo